Oggi ci aspetta un trekking con vista lago. Passiamo per dei borghi e attraversiamo pure un ponte tibetano. Il punto di partenza è Pai, frazione di Torri del Benaco sul lago di Garda. Adesso iniziamo a camminare e seguiamo il sentiero numero 38 verso San Zeno di Montagna. In questo punto inizia il nostro giro d'anello. Ora continuiamo dritti, nel ritorno torneremo da questo sentiero. Stiamo procedendo su un sentierino bello ripido e il panorama si sta facendo veramente interessante. A questo bivio seguiamo l'indicazione Le Tese. Siamo arrivati alla contrada Le Tese. Questo è un borgo medievale da dove si ha un'ottima vista sul lago di Garda. Qui ci troviamo a San Zeno di Montagna, questo è il punto più alto di tutto il nostro giro e qui consumiamo il nostro pranzo al sacco. Lasciamo San Zeno di Montagna e da questo punto seguiamo il segnavia numero 39 e scendiamo in direzione Crero. Arrivati a questo bivio si può scegliere se proseguire sulla strada cementata o scendere sul sentiero. Noi preferiamo il sentiero. Siamo arrivati ad una carinissima chiesetta che domina il lago di Garda, immersa tra gli ulivi, risalente al XVIII secolo, che è la chiesa di San Siro. Dalla chiesa di San Siro seguiamo il sentiero 41 e andiamo al ponte tibetano. Siamo arrivati al punto di maggiore attrazione e soprattutto il luogo più frequentato di tutto questo nostro trekking, che è questo ponte tibetano. Da quassù si ha un bel panorama sul lago di Garda. Il ponte è stato inaugurato nel 2019, è lungo 34 metri e tocca un'altezza massima di 45. Mette in comunicazione la località Pai di Sopra con Crero. Botta di fortuna, stranamente siamo riusciti a fare il video sul ponte senza alcuna persona. Ed ora facciamo ritorno a Pai. Siamo arrivati al punto di chiusura del nostro anello e proseguiamo per Pai.
Chiudiamo il trekking di oggi sulla terrazza panoramica della chiesa del borgo di Pai, che domina gran parte del lago di Garda. Una cosa splendida. Nell'insieme il giro non è impegnativo. Soltanto alcuni tratti in salita sono veramente ripidi. Panoramico, si ha sempre una bella vista sul lago di Garda che permette di fare delle foto bellissime. Se venite con dei bambini, sul ponte si divertiranno un sacco. Vi consigliamo di intraprendere questa escursione in primavera o in autunno, perché c'è meno gente e la temperatura è più fresca. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima! prossima!